L'edizione 2016 rispetto alla precedente annata rappresenta la quarta gara in programma del calendario Mare Verde Monti. Quest'anno si corre il 10 aprile e non il 29 marzo. Ovviamente stiamo parlando della gara di Santa Maria del Piano organizzata dall'Athletic Team Taverna in collaborazione con la Proloco di Montescudo. Questa edizione prevede gare competitive di 11 km, gare competitive per giovani promesse tra i quali gli allievi correranno per 5 km, in vetrina anche Polverelli, e inoltre per i non competitivi è stato designato un percorso alternativo di 11 e 5,5 km per la cosiddetta camminata ludico-motoria. La partenza della competitiva è prevista per le ore 10, mentre quella della non competitiva per le ore 9:30. Il ritrovo e la stessa partenza avvengono da Santa Maria del Piano. Uno splendido percorso misto, collinare, con salite impegnative caratterizzerà la manifestazione attraversata e toccata da circa 1000 partecipanti. Le località che attraverseranno i protagonisti sono le seguenti: Taverna, Montecolombo, Montescudo, Santa Maria del Piano. In palio il secondo trofeo Crazy Bar e GBG Funky, mentre all'atleta più giovane della gara competitiva sarà assegnato il trofeo Barberia Paolo di Sassofeltrio. Inoltre il sesto Memorial Paolina Natalini andrà alla società competitiva più numerosa. Infine, premio Billo Sport anche per il traguardo volante, previsto al chilometro 4 al primo uomo e alla prima donna. Complessivamente verranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne, i primi classificati di ogni categoria maschile e femminile riceveranno un cesto gastronomico, mentre le premiazioni vanno da un minimo di 5 atleti a un massimo di 45. Nella precedente edizione, quella relativa all'annata 2015, il trofeo Crazy Bar e GBG Funghi è andato a Benandar Rashid della Dinamo Sport, che fece registrare il tempo di 38,56. A seguire Diego D'Alberto della Stamura Ancona con 40,32 e infine Marco Pioli della Riccione Corne con il tempo di 40,35. Per quanto riguarda la competitiva femminile, al primo posto si classificò Eleonora Errani della Golden Club Rimini, che fece registrare il tempo di 46,23. A seguire Federica Moroni della Golden Club Rimini con 47,51 ed infine Luana Leardini della GS Gabi Bologna con 48,01. Si corre dunque a Santa Maria del Piano, piccola frazione del comune di Montescudo, rinomata per la produzione delle terre cotte, vasi, boccali, giarre, solo per citarne alcuni. La produzione, tipicamente manuale, ripercorre le vecchie tradizioni popolari, forse anche quella tradizione che ripercuote nei cuori dei fratelli Dominici, Stefano e Roberto per esattezza, che con l'Atletica Team Taverna li vediamo sempre impegnati, chi in pista e chi fuori. Questa gara rappresenta uno dei fiori all'occhielli del calendario Mare Verde Monti, per i paesaggi, per i percorsi e per le vallate attraversate. Siamo circa 18 km da Rimini, nell'entroterra romagnolo e marchigiano, a un passo dal mare ma anche a un passo dalla montagna. C'è da divertirsi, c'è da giurarlo, ma anche qui il percorso si dimostra molto dispendioso per gli atleti che dovranno faticare con un sale e scendi particolare, ma avranno modo di recuperare a pieno regime, respirando l'aria di questa meravigliosa vallata. Lo scorso anno Rashid Benandan distaccò un po' tutti prendendo il largo e guidando la gara senza subire turbamenti e dunque senza particolari affanni. Stessa cosa fece nel campo femminile Eleonora Errani, sfruttando nel migliore dei modi il passo da staccanovista, mettendosi dietro Moroni e Leardini. Rispetto alla gara di 7 giorni prima non c'è un velocista come Cacaci che ha raffreddato l'entusiasmo nelle ultime 2 gare riprese dalle nostre telecamere. Ci riferiamo ovviamente alla 19ª edizione della Golden Fest e alla 38ª manifestazione della Stradiccione. L'entusiasmo è notevole, Stefano Dominici ci accoglie come al suo solito, ma anche su di lui intendiamo soffermarci per raccontarvi un po' il personaggio e i volti raccolti questo primo anno a seguito del podismo romagnolo, perché ritengo che possa essere un personaggio coinvolgente come del resto la stessa gara, in programma in una domenica arrivata in una settimana nebbiosa, più da clima invernale autunnale che primaverile. Lo scorso anno invece la gara arrivò in una giornata soleggiata fin dalle prime battute dopo una settimana da clima primaverile. Forse quest'ultimo fattore spinse maggiormente altri atleti al fotofinish a prendere via la gara. Occorre precisare che alcuni invece importanti conosciuti nell'ambito romagnolo sono impegnati fuori regione, quindi solo per questo saranno assenti, sostanzialmente per impegni già presi in precedenza, ma questo ovviamente non guasterà il clima e le premesse di una gara che si annuncia spettacolare come al suo solito.
Sarà perché il mondo delle corse diventa per chi ci entra un universo parallelo che racchiude la gran parte delle relazioni sociali. Fatto sta che nel mondo del podismo, più che in altri sport, le parentele tra atleti si sprecano. Non è raro dunque scoprire che un corridore è figlio di un ex professionista oppure un fratello meno noto o una sorella che corre, fino ad arrivare a casi eccezionali di intere famiglie unite sotto il segno della corsa, nella fattispecie quella su strada, ma a piedi. Roberto quello più alto, più scalto, più organizzatore, Stefano quello più paccioccone che muove le acque e che espone simpatia ovunque. Lo abbiamo più volte immortalato nelle varie corse, uno stantufo che non si ferma mai, onnipresente in quasi tutte le gare e se manca qualcuna è quasi una notizia. Ci vuole la giusta unione, come quella dei fratelli Dominici, per poter puntare a organizzare costantemente e con insistenza una corsa apprezzabile su tutti i punti di vista. Lo scorso anno, come quest'anno, possiamo dire che la corsa è stata eccellentemente organizzata, ben ammaestrata, con partenza e distribuzione delle gare, da quelle giovanili a quelle dei più adulti, assolutamente lineare. Ottima anche la distribuzione dei premi, un po' troppi per i nostri gusti, ma il sorriso vige nella famiglia Dominici e quindi non si poteva non accontentare i tanti atleti a corsa. Questa è una manifestazione che dà molto risalto allo spazio giovanile e non potrebbe essere altrimenti, non a caso, anche per i più piccoli, erano previsti meritati regali. Una manifestazione che racchiude sempre più curiosità e sempre più partecipanti. Ad inizio puntata dicevamo circa 1000 iscritti, quest'anno, anche se di poco, leggermente superiori all'edizione precedente. Va bene così, dopo tutto le immagini e il percorso la fanno da padrona. A Santa Maria del Piano la sensazione vissuta è come quella di ritrovarci all'interno di una grande famiglia paragonabile alla gara vissuta e percorsa in quel di Marciano nell'agosto del 2015. Diciamo che anche nell'organizzazione abbiamo visto un collettivo unito remare con il sorriso, tutti nella stessa direzione per l'intento, chiaramente chiamato successo. Un successo sotto tutti i punti di vista. Allora possiamo entrare nel vivo della manifestazione per goderci questa edizione. Ma prima andiamo a sentire proprio i fratelli Dominici. Sì, senz'altro, noi ci teniamo, io e mio fratello specialmente abbiamo una passione che ci porta oltre, anche come dici te ormai fare queste manifestazioni è difficile perché economicamente ci aiuta un poca gente, però tutti gli anni ci dedichiamo e cerchiamo sempre di dare il meglio e di dare il massimo. Allora, siamo giunti alla 10ª edizione e come tutti gli anni abbiamo già, vedendo così, una buona affluenza. Il tempo fortunatamente ci ha graziati visto il tempo di ieri. Noi siamo convinti di riuscire a dare una buona manifestazione agli atleti. I posti, lo sai bene, sono quelli che sono, spettacolari, siamo nell'entroterra riminese, posti bellissimi da correre. Io quello che posso dire è che noi ce l'abbiamo messa tutta e spero che gli atleti si divertano e che dire, in bocca al lupo a tutti. I favoriti per l'edizione 2016. Tra gli uomini sul podio lo scorso anno salì Marco Pioli, che allora rappresentava la Riccione Corre, da quest'anno la Golden Even. Scommettiamo anche su Claudio Galassi dell'Atletica Montanari, che ben ci ha impressionato nella 38ª edizione della Stradiccione. In campo femminile fa ripuntate su Federica Moroni e Fausta Borghini, che nonostante l'infortunio avuto la domenica prima nella Stradiccione, testarda e tenace come non mai affronta l'edizione di Santa Maria del Piano. A guidarci in questa corsa sarà Lori, nipote di Stefano e Roberto Dominici, che per la gara ha predisposto una Jeep con tanto di sedile per il sottoscritto. Primo piano meritato per il nostro pilota e applausi per l'iniziativa e per l'accoglienza riservata. Come postazione sale sul gradino insieme agli amici del team Macciano. Ci addentriamo nella corsa, veniamo salutati dai protagonisti mentre ci accomodiamo sulla Jeep di Lori. Nel frattempo vediamo l'indomabile Federica Moroni che tra scratch vari non vede l'ora di partire. La partenza ormai è alle porte, lo sparo avviene e Romagnano, come lo scorso anno, mette il turbo partendo fortissimo. A fargli compagnia si stazionano dietro un gruppetto formato da Perazzini, Galassi, Oppioli e Dioff. Romagnano nelle prime curve, nelle prime battute, corre velocissimo, ma il sorpasso è nell'aria. Sorpasso che arriva puntualmente nel rettilineo dove si iniziano a stabilire in maniera definitiva le posizioni dei primi 4 in classifica.
fermiamo in un punto che desta a noi una visuale perfetta per intravedere il passaggio dei protagonisti e i volti di quelli meno conosciuti. Ovviamente ci soffermiamo aspettando anche il passaggio della prima donna. La prima donna risulta essere Federica Moroni. Non è una novità, non è neppure una sorpresa, ma Federica corre dannatamente e ha anche il tempo di salutarci. La gara in questa fase risulta essere un monologo. Fabio Perrazzini ha preso la leadership maschile, mentre Federica Moroni quella femminile. Il duello è nelle posizioni dietro, dove noi ci divertiamo in questa fase a fare una serie di primi piani tra Perrazzini, Galassi e Oppioli. Galassi sembra reggere il confronto con Oppioli, guadagna la seconda posizione e la mantiene a lungo, mentre Oppioli accusa un po' di stanchezza. Dioff dietro dal quarto posto è retrocesso al quinto. Al quarto si vede per la prima volta Massimiliano Paolucci, atleta del Montecchio. Sul fine di corsa, quando ormai il podio sembra delineato, ecco che Galassi accusa noie muscolari. Oppioli guadagna sull'atleta sempre più strada fino a superarlo e a inserirsi al secondo posto. Da questo momento qui la gara è definitivamente chiusa con le posizioni assegnate. Federica Moroni dietro di sé ha lasciato il vuoto, l'atleta dello stesso team Livia Grazzi è distante più di 2 secondi, mentre Fausta Borghini circa 6, ma occorre dire che quest'ultima ha corso storicamente dopo la caduta nella stradiccione. Per la categoria maschile ecco gli arrivi. A trionfare è Fabio Perrazzini dell'Atletica Castel San Pietro con 40 e 41, a seguire Marco Oppioli della Golden Club Rimini con 40 e 53, terzo posto per Claudio Galassi dell'Atletica Montanari con 41 e 08,
quarto posto Massimiliano Paolucci dell'Atletica Montecchio con 42,31, quinto posto per Mamadou Diop della Miramare Runner con 42,49, sesto Roberto Giorgetti della GPA San Marino con 43,19, settimo Filippo Tassini dell'Atletica Rimini Nord con 43,30, ottavo Carlo Romagnano della Riccione Podismo con 43,46, nono Giuseppe Montano dell'Osteria dei Podisti con 43,50, decimo Mirko Tassinari della Rimini Marathon con 43,56. Per quanto riguarda la categoria femminile, a trionfare Federica Moroni della Golden Club Rimini con 45,45, a seguire Livia Grazzi dello stesso team con 47,37, terzo posto per Fausta Borghini della GPA San Marino con 51,47, a seguire quarto posto per Elena Nanu della Golden Club Rimini con 52,21, poi via via Isabella Ricci della Misano Podismo con 52,51, Anna Maria Cannarecci della Riccione Podismo con 55,18, Iole Citrinizzi della Miramare Runner con 57,03, Cinzia Bacchini della Misano Podismo con 57,19, Isabella Marcini dello stesso team con 58,28 e Cinzia Ronchi sempre del Misano Podismo con 58,58. Ora spazio alle premiazioni, poi interviste realizzate a Roberto Dominici, uno degli organizzatori, e ai primi tre arrivi maschili e ai primi tre arrivi femminili, ricordandovi che Correre Insieme torna fra 2 settimane con l'appuntamento della Vivi Rimini in programma domenica 24 aprile. Noi siamo contenti comunque dei numeri raggiunti anche quest'anno, perché essendo in concomitanza con tante gare nell'entroterra, specialmente con quella dei polli, ci aspettavamo sinceramente meno gente. Abbiamo comunque raggiunto circa 800 tra competitivi e non, con 232 competitivi, che avevamo fatto una stima circa di 200, perciò noi come società siamo contenti. Il prossimo anno vedremo di cercare una data, possibilmente di non essere in concomitanza con altri, perché è un male per tutti e due, ci diamo fastidio a vicenda e non va bene, bisogna cercare queste cose di risolvere, adesso vediamo come fare. Senti, tanti premi, un ringraziamento ovviamente anche voi. Allora, noi fortunatamente abbiamo degli sponsor che ci sostengono in tutto e per tutto, sono dei grandissimi sponsor, perché non è facile, come avete visto abbiamo cercato di premiare un po' tutti, a partire dal Crazy Bird, CBB Funghi, Jolly, Capannino, Conad, e via via Banca Popolare Valconca e via via, e poi c'è Filippo Castellari, Rovelli. Filippo Castellari è un nuovo sponsor, ci tengo a dirlo, che è un'azienda agricola di produzione propria, di prodotti donostani, Pintos Formaggi e via via, tutti i nostri sponsor elencati, e anche frutta e verdura di Martini, che ha dato un sacco di frutta a tutte le società competitive, e noi li ringraziamo, che dobbiamo dire? Grazie, e speriamo che il prossimo anno ci sostengano ancora. Allora, io ho fatto un preambolo iniziale dove ho parlato dell'unione tra i due fratelli Dominici, però tu specificavi, io sono il numero 1, ricordati, Stefano è il numero 2, però... No, ma queste sono battute che fa parte, diciamo, dello spirito. Noi siamo una società che stiamo lavorando per cercare di aumentare. Io e mio fratello, insieme a Vanzolini Renzo, siamo stati promotori di questa società. Come tutti abbiamo i nostri problemini che risolviamo, diciamo, in casa, però noi, sia io che mio fratello, e penso anche il Vanzolini Renzo e tutto il direttivo, che non sto a elencare, siamo molti,
cercheremo sempre di fare meglio. Io e mio fratello, logicamente, essendo in prima linea da tanto tempo, siamo quelli un po' più nell'occhio, però lui per una via, io per un'altra, stiamo facendo un buon lavoro, lui con il suo contributo che organizza il percorso, mette i chilometri, io organizzo altre cose, però ci stiamo, diciamo, amalgamando bene e vediamo di fare sempre meglio. Concludiamo con soddisfatti e contenti anche quest'anno. Noi siamo soddisfatti e contenti, poi vorrei ringraziare tutti gli atleti anche della sua cortesia, della sua pazienza, perché purtroppo con la tecnologia è vero si va avanti, ma a volte ci sono degli inceppi. Oggi abbiamo avuto un piccolo inceppo con i numeri dei pettorali, poi fortunatamente si è risolto tutto, abbiamo avuto qualche ritardo per le classifiche, però gli chiediamo scusa e vedremo magari il prossimo anno, sperando che di far meglio, che non succeda più, però non dipende da noi purtroppo, perché il computer è il computer, è una macchina. Grazie ancora Roberto. Grazie mille, ringrazio tutti da parte mia e di tutto il mio staff, diciamo il mio staff perché lo chiamo il mio staff. Tutto facile no, nel senso che comunque le gare per vincerle bisogna sempre correre, facile non c'è niente. Per le mie caratteristiche, il percorso conoscendolo un po' ho cercato di fare la gara dura da subito, perché sapevo che comunque in salita potevo guadagnare qualche secondo sugli avversari e in discesa sicuramente li avrei persi. Questo è avvenuto e quindi la gara, diciamo, che è venuta distribuita bene. A me piace molto questa gara, è già la terza volta che la faccio e secondo me è un gran bel allenamento, perché comunque è misto, sali-scendi. Bene, io ho fatto la settimana scorsa, ho fatto la maratona di Russi, pensavo di farla come allenamento, poi ho visto che comunque ce la giocavamo tra i primi e un pochettino l'ho tirato. Sì. Ho sofferto molto in salita, ho sentito un piccolo crampo nella gamba destra prima di Monte Colombo e sono riuscito ad andare avanti, a tenere botta, e giù in discesa avevo le gambe un po' inchiodate e anche il secondo è riuscito ad andare via molto slanciato, e io invece sono rimasto lì dietro e sono riuscito a tenere botta al terzo posto. L'ho gestita bene perché sapevo che è dura. E ovvio che quando arrivi a Monte Colombo e devi arrivare a Montescudo la lingua scende un po', però memore dei consigli del mio allenatore ho cercato di dosare bene le energie, dietro non avevo nessuno, quindi sono arrivata bene. La discesa l'ho fatta come recupero, sono arrivata bene. No, una bella gara, mi è piaciuta molto, molto bello il percorso e poi col sole ancora di più, e non so cos'altro dire, sono contenta del risultato, comunque sono molto contenta e niente. Non so. Come l'hai trovata la Federica? È dura, in forma, Madonna, è dura, è in forma, è molto in forma, sì, è un siluro, è un siluro, molto veloce, va, molto brava, sì. Tu hai usato una tattica più guardinga oggi, ovvero fare... Brava Livia! Dai, abbastanza bene, dalla botta che ho avuto mi sono ripresa velocemente, diciamo. Diciamo che oggi non hai avvertito dolore in pista, hai ottenuto un ottimo successo, terzo posto. Ti chiedo le difficoltà di questo percorso e che gara è stata per te? Bellissima, l'ho presa più leggera perché comunque c'erano Federica e la Livia che adesso sono nettamente superiori, quindi puntavo alla terza posizione. L'ho fatta in progressione, mi sono divertita perché a me le salite piacciono tantissimo, quindi il percorso bellissimo, panoramico, veramente molto bello.